Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Alla Fiera dell'Alto Adriatico si è tenuto un convegno sul turismo green. Vediamo di che cosa si tratta. Clima Hotel, un sigillo di qualità per un turismo green. Non solo abitazioni certificate, ma anche hotel. È un progetto nuovo dell'Agenzia Casa Clima che è nato dall'esperienza di questi 10 anni in campo di efficienza energetica. Casa Clima è l'ente di certificazione della provincia di Bolzano che si occupa proprio di valutare gli edifici e di valutarne la qualità costruttiva dal punto di vista dell'efficienza energetica. Con Clima Hotel si voleva un attimo differenziarsi perché gli alberghi hanno dei requisiti molto diversi da rispettare quando vogliono essere efficienti rispetto a un edificio residenziale. Quindi abbiamo cercato di trovare proprio dei criteri ad hoc per valutare l'edilizia turistica, l'edilizia ricettiva. La provincia di Venezia, tra i vari impegni, sta incentivando i comuni ad aderire al network Casa Clima. Non solo case d'hotel a basso impatto ambientale, ma anche nuove idee per un'abitazione sana e sostenibile. Anche le istituzioni devono essere pronte a raccogliere questa sfida e adeguare appunto i regolamenti edilizi e spingere affinché ci sia un rinnovato patto tra cittadini, associazioni portatori di interesse, associazioni ambientaliste e comunque amministrazioni pubbliche, comuni e province insieme al mondo delle imprese che potrebbe trovare spazio anche di una nuova economia, la cosiddetta economia verde e anche spazio occupazionale. Ci sono altri appuntamenti o altri convegni prossimi a cui magari i nostri telespettatori possono partecipare? Sì, c'è quello prossimo del 16 marzo che è un convegno a cui noi teniamo particolarmente perché vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori con la presenza dell'ideatore di Casa Clima, Norbert Lancener, e con gli attori principali che saranno proprio i ragazzi che avranno fatto un progetto di una Casa Clima e le scuole medie la realizzeranno in plastico in scala 1:10. Questo è il 16 marzo a San Donà presso l'Istituto dei Geometri, quindi sarà una cosa emozionante sicuramente.